esseri intelligenti di questo pianeta spargeranno afflizione, terrore e sofferenza ad ogni creatura vivente, e il loro orgoglio li porterà a voler dominare i cieli, ma il loro peso eccessivo li manterrà giù. Nulla sulla terra si salverà dalla persecuzione e dalla rovina. I corpi si convertiranno in tombe e si vedranno uomini lottare gli uni contro gli altri, con gravi perdite e con un solo trionfo: la morte. Ma l'acqua dei mari si alzerà sopra i monti e fino al cielo e cadrà nelle dimore degli uomini. Essi cambieranno emisfero in un istante e si parleranno tra loro, comprendendosi, toccandosi e abbracciandosi. L'acqua cadrà dalle nubi sui bordi delle montagne e si fermerà per molto tempo e poi cadrà giù per terra. Per mezzo delle stelle gli uomini si muoveranno scegliendo gli animali più veloci, diventando degli esseri più simili a loro. Ma uscirà da sottoterra un rumore spaventoso che demolirà castelli e città. Ed è così che le opere umane saranno la causa della morte umana. Essi si tireranno addosso il cuoio e la carne degli animali. I saggi diventeranno avari, uomini codardi troveranno godimento dei mali altrui. Il gentil sesso non potrà difendersi dalla lussuria degli uomini e tutte cederanno impotenti alla loro brutalità. Corpi senza anima si rialzeranno per rubare ai vivi e tra le grida tutti patiranno fame, fame. Si vedranno gli alberi degli Appennini, dei monti Tauro, Sinai, Atlas, attraversare l'aria da oriente a occidente e trasportare ciò che resta. Morendo insepolti, essi lasceranno le loro ossa lungo le vie del mondo e rimarrà soltanto polvere. Uomini, gli uni contro gli altri, l'uomo da solo con se stesso morirà, essendo egli stesso causa e colpa della sua morte. E subito dopo, nei firmamenti torneranno a brillare le stelle e nei cieli limpidi raggi di sole baceranno di nuovo la terra.